E ora continuiamo a abitare dove abitiamo un cuo. Parte Michele! Mannaggia Michele, tu fai influenza, ciapa l'influenza. Eccoci qua tornati, allora sono andato col Michele, no? Tipo al centro commerciale a prendere il prodotto per finire le finestre, no? Le finestre strusciate che abbiamo fatto l'altra volta nell'altro video. Arrivo qua, qua. E dopo, già che c'era in offerta, la seconda pentola, va che bella, mi ero portato io come si chiama, il coperchio per vedere se era della stessa misura, perché poi lo alterno il coperchio, no? Quindi adesso ho due pentole, quelle antiaderenti a culo largo, che così vado bene a farmi le patate e tutte le cose, e questa è bella, cazzo, è seria, guarda che rassa, che robe da skate. Invece no, c'è la sconto 50, pagata 14,90, 15 euro, eccellente. E poi facciamo un salto dal suo dentista perché ho una bollicina qua in bocca, no? E sai com'è, fumando ti vedi quelle robe brutte nelle immagini delle sigarette e ti viene sull'ansia, no? Quindi in teoria dovrebbe essere una pistola perché è vicina anche al dente quello che mi si sta staccando, però hai capito, io sono qua tutto adesso un po' preoccupato, quindi andiamo a fare anche quella. Ecco qua che stiamo procedendo all'unboxing con Michele. Allora abbiamo polish, dopo cosa hai messo? Il nastro di carta addirittura, c'è proprio tutto. Protettivo brillante step 3, protettivo brillante step 3 e robe qua per truccarsi, ma ne altri se maschi non serve, e tutti i tipi di carta vetrata. Te capi? Ara. In Padovan, ma non sei più sotto Padova, quindi non serve dire ara. Quindi oggi continua il tutorial, ma con l'influenza, quindi con l'influenza, con raffreddore, così, con preoccupazione e tutto quanto, insomma, ecco. Eccoci qua Italia, allora sono tornato col Michele. Allora cosa succede? Siamo andati al suo dentista di fiducia, Zingano non muore, quindi ti ciuccerà i video per ancora un pochino. E niente, è un ascesso dovuto a una rivitalizzazione, che bestemmia là, che parola è là, non eseguita correttamente su quel dente che mi si stacca. Infatti adesso nei video che faremo adesso io e lui sarò estremamente serio e un po' incazzato, perché non devo sorridere, perché se sorrido si vede il dente che manca, ok? Quindi muso duro, baretta flacada, si dice a noi, ok? Quello che andremo a fare oggi è provare a fare andare il vecchio camper, ossia il scarosso di Zingano, con l'olio di semi. Allora, mi sono un pochino informato prima da altre persone, un pochino su internet eccetera, ne ho parlato anche con Michele. Effettivamente c'è gente che lo usa da anni e dicono che non hanno mai avuto nessun tipo di problema. Ecco, questo è l'imbuto, in italiano si dice impiria, mentre in lingua un po' più volgare, grezza, imbuto. Sempre seri? Sì, sembra pulitissimo, vedi l'imbuto, sì, incazzai duri, proprio seri, perché sennò si vede il dente, quindi. E anche, posso dire che lo usa anche a te? Sì. Anche il Michele lo usa da 4 anni, mi diceva. Esattamente, no? Solamente d'estate però, perché l'olio ha la tendenza di ghiacciarsi. Quindi d'inverno non va bene, va bene solamente d'estate. Ok, però mi dicevano altre persone che usano metà e metà, cioè 50% gasolio e 50% olio, anche in montagna, uno che ho trovato. Invece io lo do solamente olio schietto pulito, lo prendo al Lidl, 4,99 €, 5 kg. Un euro al litro praticamente. 1 euro al litro, perché Yuri vuole essere fiscale, no, giustamente. Serio. Sì, e quindi bisogna prendere la tanica 5 litri, si apre il tappo e adesso andiamo a vedere come si fa. Incassai duri. Allora, io comunque ho sui 30 euro di gasolio dentro, metà pieno, insomma, ecco. Questo qua è l'olio del Lidl. Olio per friggere. Olio per friggere, è meglio cosa? Misto di semi vari, insomma, diciamo. Adesso non mi sto riprendendo, posso anche ridere. Sì, ma non ho motivo di ridere. Ah, cazzo, vedi com'è la vita a volte. Come cazzo si verso sti tappi? Sa tutti? Siamo nega buoni verso due tappi? Cioè, bellissimo il tutorial, no? Qua che praticamente ci blocchiamo l'apertura del tappo, che non siamo in grado di aprire un tappo. Ah, c'è il trucco. Ma è fantastico. Però vedi, se eravamo un po' più cialtroni, potevamo tagliare la scena dove dimostriamo di non sapere un cazzo della vita e riniziare le riprese da quando l'avevamo aperto, no? Invece no, siamo onesti, diciamo, noi siamo dei cacchio di cialtroni, non sappiamo aprire i tappi. Impiria. E via, impiria, chiamasi anche imbuto volgarmente. Ma guardati, se butto dentro anche patatine in tal motore. E cuciniamo patate fritte? Porca miseria.
Mannaggia anche l'influencer. D'altronde ho detto sono un influencer perché ho l'influencer, è la seconda volta che sono influencer. Certo che adesso proviamo, vediamo, perché se veramente funziona sta roba, andare via 1 euro al litro è buono. Però sì, si diceva giustamente... Solamente d'estate, mi raccomando, no d'inverno, perché l'inverno l'olio ha la tendenza di ghiacciarsi. Ma a parte quello, solo sui motori vecchi, quelli con la pompa meccanica. Soprattutto, bravissimo Yuri, soprattutto quelli che hanno la pompa meccanica, non quelli che hanno iniezione, multijet, multivalvole, multicagate. Solamente motori scarrozzi come i nostri, i tipi di motori, questi qua, modello quello vecchio, 90, Vintage, sempre pompa vintage. meccanica. Vintage. Vintage. E ecco qua che adesso ci facciamo la parte interna. Allora, come vedi, ci siamo preparati ovviamente degli strazzi lì perché poi sgocciolerà tutta l'acqua, no? E se avevi visto il video precedente poi già avevamo spiegato come fare. In ogni caso ci siamo preparati questa bacinella di acqua fredda normalissima con una spugnetta, e Michele sta iniziando prima con la spugnetta, non lo dite giusto? Sempre serio. Ah sì, beh, no, ma mia adesso so da che altra parte posso ridere tranquillo. Ti nota denti che manca, quindi... Ma solidarietà no. Ah beh sì, giustamente. E Michele sta iniziando con la carta vetrata, quella più ruvida, ossia quella più grossa. No, sì, la più grossa, perdonami, è vero. Ok. E dopodiché hai usato già un tipo di prodotto ovviamente adesso per dargli sta roba, o solo acqua? No, solamente acqua e carta più grossa. Ok. E poi andiamo a ripassare il tutto con la carta quella più fina. Ok, adesso comunque non preoccuparti, ti faccio vedere passo passo. Step successivo, adesso diamo una pulitina e cambiamo carta vetrata e mettiamo quella un po' più fina. Sapete che però per me fa sempre strano vedere fuori adesso questo, quella volta avevamo finito il prodotto, quindi ricontinuiamo a far meglio anche questo, però cioè, guarda, già vedere fuori è strano, no? È bello avere il finestrone così che vedi fuori, figata cazzo. Mentre qua no, qua che sei Michele, cioè uno può c'è paura perché li abitua a vedere da qua, no? E vede, non so, magari un panorama, qualcosa, e se gira e tac, e vede Michele, è un casino, no? Un casino. Non va mica bene così, Eccolo, adesso ha messo quella un po' più fina, bagnata ovviamente, e poi niente, ripassa con quella. Quante carte sono che dobbiamo cambiare? 4? No, 2. 2. Quindi la prima l'abbiamo già fatta, adesso facciamo la seconda e dopo iniziamo con i prodotti. Ok. Ecco qua, poi oltre, step successivo, oltre a farci il caffè, no? Abbiamo dato il polish, più o meno un'unghietta, no? Sì. Un'unghietta, e te lo passi con la macchinetta là, appunto. Ovviamente no, qua carta vetrata, devi mettere la spugnetta. Sì, che dopo dicono ho seguito il tutorial del Singano, mi sono fatto fuori i veri. No, una merda, con la spugnetta. Quindi lo dico e lo ripeto, testimone Michele, vero? Testimone Ario qua. Non si vede che io rido, quindi va bene. Dopodiché, dopo che gli hai dato il polish, pulitina con acqua e spugna, e voilà! E si asciuga anche, giusto? Prima di continuare a fare... Sì, adesso bisogna pulirlo bene, togliere via tutto quanto il polish, perché il polish è molto grasso, però si vede già la differenza, non ci sono più strisci, il vetro non è più opacizzato, guardate la vero, magia. Si vede anche il camper di Michele dietro, che roba, c'è la vista adesso, no? Che odore da mangiare, pare il coso che fa menuna con aglio e olio e prezzemolo, quindi fame mi mangia a finestra. A gentilezza del Michele, dove trovi tu un altro che te fa sti piaceri qua? Che dopo mi sento anche in colpa, no? Perché lui comunque devo lavorare là, le devo far là. E mi è messo qua che non so che cazzo fa, no, che fa un cazzo. Fa un cazzo. No, ma è brutto era da dire così, però fa un cazzo. Porca troia. Prodotti? Guarda che robe. Cazzo figata. Porca troia. Italia 1. Poi una volta data la patina finale, ossia quella protettiva, va lasciata lì per 24 ore, quindi non va pulito e asciugato subito, bensì il giorno dopo. Non è stesso kit che abbiamo utilizzato per l'altro vetro, perché purtroppo l'avevano finito e abbiamo dovuto prendere un altro ancora. E quindi questo qua è un kit diverso da quello che abbiamo utilizzato, infatti si vede la differenza. Infatti il kit che abbiamo utilizzato all'inizio per il vetro quello là è molto meglio, costa un attimino di più, però è molto meglio insomma se dovete fare questi lavori qua. Pertanto vedete voi, altrimenti chiamate Yuri, poi Yuri mi fa sapere insomma. O scrivi nel canale o nel gruppo che là è più veloce che ti rispondo insomma. Guarda forse. Ah no, aspetta, forse. non devo ridere! No, serio.
inspiegabilmente anche quello dentro è tanto strisciato per dentro, non riusciamo a capire. L'unica ipotesi è che il vecchio proprietario, chissà come, con l'oscurante toccava, ma no. Boh. Cioè, guarda che dopo 2 anni avere finalmente la vista dell'esterno, che cazzo figata. Adesso vedi un po', sì, le luci riflessi, ma perché se lustro, ma guarda che robe. 30 euro all'ora Togomi. È buono. Michele realizza anche vetri oscurati per la privacy delle tue funfatate. Pausa, se arriva i carabinieri fanno il terzo grado, porca miseria, lo faccia a Singani. Marina. I due coglioni. I vedi i camper da Singani qua e dici, cos'è uguale, sto campo rom Sì, qua poi. abusivo. E dai documenti, dai documenti. Dai che lavoro fa? Zio can, cazzi miei, che non ho capito. Vendo puttane. Insomma, ero qua che contavo a Michele, no? Che all'inizio c'erano magari le persone anziane che si lamentavano delle parolacce nel canale. A me, sinceramente, c'è la vastità, il cazzo che me ne frega, capisci? E poi, però, dopo, a un certo punto, sono venuto a sapere che c'erano sempre più bambini che seguivano il canale, o figli di camperisti, o proprio anche bambini che guardano il canale perché c'era il CP, eccetera, eccetera. E allora un po' mi dispiaceva, no? E allora ho cercato sempre di essere meno scurile possibile. Fino a poi il giorno del raduno, no? Sono arrivati i bambini là e mi ha fatto, oh, ma è buongiorno un cazzo, guarda!